Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi parliamo di un caso antico che può essere anche riaperto, visto che spesso parliamo insomma di casi riaperti. In questo caso, diciamo, non c'è stata proprio giustizia, nel senso che non c'è una sentenza da revisionare o che diciamo che sono state delle morti un po' considerate di secondo piano tanti anni fa, ad opera di un serial killer probabilmente, e oggi si sta cercando di riaprire questo caso. Vi leggo una frase che ha detto la sorella di una delle vittime, quella che poi adesso vedete qui in foto e che sta cercando di ottenere giustizia. Nostra sorella diceva non è una vittima di serie B e per questo oggi chiediamo di riaprire le indagini sul suo omicidio. Si tratta di Anna Maria Palermo, 18enne, trovata massacrata in un canale a Corlo di Formigine nei pressi di Modena il 26 gennaio, pensate, del 1984. Ecco, oggi loro si sono rivolti ad un team di esperti coordinati insomma, anche dall'avvocato Barbara Iannocelli per riaprire proprio questa storia. E noi qui oggi abbiamo proprio uno degli esperti, che è Armando Palmegiani, avete imparato a conoscere, criminalista, espertissimo di sopralluoghi sulla scena del crimine, anche criminologo, che insieme a Valentina Marcella, psicologa forense, stanno cercando di dare un volto a questo mostro. Certo, non è molto facile, però probabilmente ci riusciranno. Adesso gli omicidi attribuiti al mostro e riuniti sotto un unico, diciamo, fascicolo investigativo, già oggetto di riapertura, partivano proprio dall'84 e andavano avanti diciamo per un po' di anni. Nel settembre 87 abbiamo nell'85 abbiamo Giovanna Marchetti, nell'87 a colpi di punteruolo al cuore addirittura Donatella Guerra, Marina Balboni 2 mesi dopo, trovata in un fosso strangolata. Poi c'è Claudia Santachiara, marzo 90, Fabiana Zuccarini, trovata ancora in un fosso anche lei, e ancora per strangolamento è morta nel 1982 Anna Abruzzese, anche lei in un fosso proprio lì vicino a Modena. Monica Abate nel 1995 e appunto poi Anna Maria Palermo nell'84. Allora, noi vogliamo capire con Armando innanzitutto che cosa, da cosa si riparte, si può ripartire oggi. Bentornato, anzi. Allora, ben trovati, grazie di avermi invitato in trasmissione, grazie Laura, ovviamente grazie a Radio Libertà per essere sempre così carini a chiamarmi. Non sento? Sì, io sento, sì, Okay. dici pure, puoi parlare. Okay. Scusate, non tornava l'audio. Allora, quindi no, hai perfettamente detto bene, nel senso che noi siamo ripartiti dal caso, in realtà ripartiamo da novembre. Eravamo stati contattati dai fratelli di Anna Maria Palermo, che come ha detto è una delle vittime del mostro di Modena. E un attimo, io dico mostro di Modena, ma è una cosa da accertare. Diciamo che che è una delle vittime che dobbiamo determinare bene in questo caso. Quindi, pronto? Sì. Sì, Allora, sì, i fratelli Marcello e Leonardo mi sembra si chiamino, no? Che ci contattano per riaprire il caso, diciamo. A quel punto abbiamo creato un pool con Barbara Iannocelli, un avvocato che è non solo grandissima esperta di casi particolari, se vogliamo direi quasi casi freddi, ma non solo. L'abbiamo intervistata per Cristina Golinucci, infatti, sì. Lei è l'abbiamo intervistata per Cristina Golinucci, per Guerina Piscaglia.
Saman. Sì, diciamo che ha seguito Sì. vari Sì. casi molto importanti, se vogliamo. E quindi, tra l'altro, ci sono due nostre, diciamo, amiche e collaboratrici di Bologna, Irene Moruzzi e Pamela Di Nardo, che voglio citare perché comunque Sì. hanno fatto un lavoro a livello di ricerca. Alla fine abbiamo creato questo pool e ci siamo dati da fare. All'inizio abbiamo richiesto gli atti, quindi è Certo, ovvio certo. che la prima parte era di chiedere gli atti in procura. E là abbiamo trovato un po' di difficoltà, probabilmente non erano abituati a richieste un po' ufficiali, ma richieste, se mi fate passare il termine, magari di ricercatori estemporanei che chiedevano, sono stati un po' resti. Dopo circa 5 mesi comunque ci danno 3 faldoni in formato digitali relativi al caso di Modena. Io però credo che ogni tanto vada via l'audio, perché io continuo a estremi No, ti sento. al mostro di Modena. A quel punto iniziamo a analizzare il caso e cerchiamo anche eventuali correlazioni con quella serie omicidiaria che hai perfettamente detto, che è durata circa dagli 8 ai 10 anni. Dico circa e dico un periodo così variabile perché non tutti sono d'accordo nel inserire 10 casi nella serie omicidiaria. Secondo interpretazioni potevano essere 8. Da questo Sì, punto perché diciamo, da quello che abbiamo qualche... visto, scusa Armando, Sì. perché abbiamo visto che le modalità omicidiarie non sono sempre uguali, però non è detto che un serial debba avere sempre le stesse modalità omicidiarie. No, Di sicuro, tra l'altro, il target qui era lo stesso, no? Ecco perché i fratelli parlano di omicidi di serie B, perché queste ragazze, se vuoi raccontarci qualcosa delle vittime, sì, allora, cosa avevano in comune? Generalmente nella quasi totalità erano ragazze che si prostituivano per pagarsi il fatto che erano tossicodipendenti. Questo è un motivo conduttore di tutte quante. Anna Maria Palermo era una ragazza che comunque cercava di non farlo, nel senso aveva comunque una sua vita privata, aveva una famiglia ben costruita, quindi forse proprio per necessità in alcuni momenti ricorreva alla prostituzione e tra l'altro è una ragazza giovanissima, cioè stiamo parlando di una ragazza che veramente ci ha colpito di 20 anni da questo punto di vista. Tra l'altro bellissima, vediamo dalle foto, veramente una bella ragazza. Quindi noi abbiamo abbiamo richiesto anche altri, abbiamo avuto la sorpresa che ce l'hanno consegnati circa 3 settimane fa, molto più completi, ma anche nei riguardo i precedenti avevamo chiesto e abbiamo iniziato a lavorarci sopra. Con Barbara Iannoncelli, avvocata, abbiamo fatto il punto alla situazione e abbiamo notato e trovato degli elementi che attualmente possono essere utili per una ricostruzione, per una riapertura del caso. In particolare, quando si chiede una riapertura del caso, esatto, mi sta domandando quali elementi, quindi lo stavo dicendo, quando si chiede una riapertura è importante dare degli elementi, cioè non può essere richiesta un'apertura così, perché magari le indagini sono state fatte male o perché in quel momento per vari motivi. Ci deve essere un motivo di riapertura, può essere un nuovo testimone rispetto a altri elementi. Per quanto riguarda il nostro caso, la riapertura, tra virgolette, è più facile, perché noi abbiamo veramente dei dati importanti, perché allora nel 94 c'era già la prova, chiamiamola l'esame del DNA come prova, tra l'altro che poi diventerà quasi una prova principe nelle indagini attuali, ma non veniva effettuata per difficoltà tecniche di allora sulle cellule di sfaldamento. Cioè, per fare un confronto DNA nel 94 era possibile, però già su quantitativi significativi, visibili, diciamo visibili per essere più dirlo in maniera più diretta, però in realtà su quantitativi visibili. Senti Armando, come è morta, come è stata uccisa Anna Maria e quindi quali poi i dati che l'autopsia e le carte che avete trovato vi hanno restituito?
Allora, noi abbiamo esaminato anche i fascicoli di sopralluogo e siamo riusciti a trovare in altro modo che ci hanno permesso di vedere anche le immagini, oltre che un dato tecnico ma asettico di una scritta. La povera Anna Maria viene uccisa da 12 ferite da punta e taglio, quindi in gergo possiamo dire coltellate al torace, nell'emitorace sinistro, e presenta altri elementi importanti. Tra l'altro molto importante anche per la riapertura, perché presenta delle tumefazioni che lasciano presumere che sia stata colpita con una pietra in testa. Ed ecco là che una pietra allora repertata lì vicino di circa 8 cm di diametro, quindi immaginate una pietra più o meno tondeggiante, non particolarmente grande, con delle tracce di sangue, venne rinvenuta lì vicino, quindi è altamente probabile che sia stata utilizzata dall'aggressore. Cavoli, poi l'arma del sì, delitto, molto importante. una delle armi. Potrebbe essere, certo, non venne ritrovato il coltello utilizzato, che sarebbe ovviamente stato importante, però la pietra fa parte dell'aggressione stessa. In più notiamo nell'autopsia che la stessa, la povera Anna Maria, era stata stretta nei polsi, come per immobilizzare al momento dell'aggressione, al punto che a livello autoptico si pensa che gli aggressori siano due. Uno la cingeva e uno la colpiva. Non possiamo essere certi di su questo punto, perché potrebbero essere due particolari avvenuti nello stesso momento nell'aggressione, ma dallo stesso autore in due istanti differenti. Prima ti cingo, magari per una discussione, poi ti aggredisco e ti colpisco. Però il medico legale non ha escluso che siano due gli aggressori. Senti, ti faccio una domanda. Lei fu aggredita lì nel luogo dove fu ritrovata o fu portata dopo, secondo voi? Allora, è un po' controversa questa situazione, perché non viene escluso che sia stata portata dall'autovettura. Dal canto mio, però, penso che l'aggressione sia avvenuta lì. Lei si è avvenuta proprio nel luogo dove poi troviamo tutto, anche perché se pensiamo la stessa pietra viene trovata e viene utilizzata nel luogo stesso dell'aggressione. È difficile pensare che sia successo da un'altra parte e poi l'autore abbia portato l'eco, anche la pietra, ecco, no. Il luogo in particolare dove venne trovata è un luogo utilizzato spesso, proprio perché è abbastanza appartato, nonostante sia vicino all'autostrada, per la prostituzione e anche per gruppetti tossicodipendenti, che all'epoca, ricordiamo, era purtroppo l'eroina faceva veramente una strage nel paese intendo l'Italia stessa, no? Sì, ci ricordiamo. Purtroppo è stata veramente devastante. Ma fu fatto un tossicologico anche ad Anna Maria? Sì, il tossicologico venne fatto e venne trovato che aveva segni di tracce di aver utilizzato sostanze stupefacenti. Non venne rinvenuto nei vari tamponi effettuati sperma, il che possiamo pensare che non ci sia stato un rapporto sessuale, anche se questo non è dirimente, visto quello che cioè, tutto sommato non è necessario arrivare a quel punto per eventualmente avesse avuto un rapporto sessuale, no. Quindi voi ripartireste da questa pietra, ma ovviamente il reperto non c'è, o ci sono dei reperti conservati? Prima di tutto c'è anche un'altra cosa, che sono due siringhe allora rinvenute, che fecero un test diverso, ovviamente molto più speditivo, e scoprirono due sostanze ematiche. Chi ha utilizzato queste siringhe erano differenti, due persone differenti, quindi non potremmo anche pensare a un doppio aggressore alla fine di un qualcosa che rientra nell'ambito della tossicodipendenza, per esempio. E questo è un altro elemento che noi chiederemo. Il punto è che attualmente non sappiamo se i reperti sono ancora custoditi in procura. È quello che chiederemo adesso, ovviamente. Ma se c'era un fascicolo che
comprendeva anche altre vittime. Quindi, cioè, c'era un'idea che potesse essere la stessa mano. Allora, Erano gli anni comunque è un anche po' del mostro di controversa Firenze, no? questa. No, ma è giustissima domanda, una domanda giustissima. Diciamo che non è proprio chiara questa parte, nel senso, il fascicolo che ci è stato dato è come un fascicolo che nel 99, su richiesta della procura relativa a uno dei casi, viene come se fosse risistemato, dando a ogni vittima una lettera progressiva. Per esempio, per Anna Maria Palermo è la lettera H. Quindi lì per lì viene risistemato relativamente a questo evento. Ora non mi ricordo se era Balboni una delle vittime, però non sono sicuro. Balboni, dovrebbe essere a Balboni. Quindi viene ripreso, viene sistemato, viene data una lettera per ogni vittima e quello che alla fine ci hanno dato è la copia in digitale del fascicolo risistemato nel 99. Come dice bene l'avvocato Barbara Iannuccelli, ieri ne abbiamo parlato e ne ha parlato molto bene, cioè non sembra di vedere un atto giudiziario, sembra di vedere quasi un elenco, una tesina, un elenco di documenti, cioè ci sono alcuni elementi che se fosse confermato quello che abbiamo trovato sono veramente a dir poco curiosi. Io faccio un esempio che è quello emblematico che fa sempre Barbara Iannuccelli, che spero, se ci sta sentendo, la saluto veramente calorosamente. Allora, la sorella di Anna Maria Palermo parla di una persona che ha una particolare simpatia per la sorella. Quindi lo indica come uno dei probabili, uno dei sospettati, secondo la sorella. Ma questo Antonio? Viene fatta questa cosa. Allora la polizia o l'Arma dei Carabinieri, non abbiamo ancora ben chiara questa situazione, comunque entra dentro, lo vanno a trovare, entrano in un appartamento e trovano sul letto di lui una gigantografia della fotografia di Anna Maria Palermo. Ah, però. Cosa succede? Ritornano ufficio e fanno una relazione, non chiamano la scientifica, non fanno la fotografia, non documentano nulla, fanno un'annotazione di quello che hanno trovato e si disperde questa carta nel marasma delle carte processuali. Ora, non è bello e non mi piace mai fare critiche sull'operato di chi ha lavorato in quel momento, perché è troppo facile. Noi dopo 30 anni prendiamo le carte, per noi è tutto semplice, no? Leggiamo e troviamo le incongruenze, però le indagini vanno vissute al momento, quindi è sempre brutto criticare chi ha fatto un'indagine. Sì, ma perché? Ma è stato sentito? Questa persona è stata sentita? Sì, è stata sentita da una rispostina bassa. Cioè, da quello che ci risulta nelle carte, che ovviamente chiederemo come approfondimento, non c'è stata un'attività investigativa sulla persona. Curiosamente. Ma gli è stato chiesto perché c'è questa gigantografia? Gli piaceva. Non c'è addirittura, non viene riportato un verbale di sommare informazioni testimoniali. Allora era verbale, nel 94 era verbale sommare informazioni, non SIT. Sì. Adesso è SIT, allora è SIT. Cioè, no. Quindi, diciamo, possiamo pensare due cose: o è un atto che esisteva ma che poi è mancante per un qualche motivo, però noi non troviamo attività investigativa su questo punto, o altrimenti c'è stato sicuramente un cortocircuito, non è stato analizzato bene, cioè sono ritornati, hanno dato un dato e è finito là. Scusa, ma questo personaggio esiste ancora? Sarebbe rintracciabile? Dovrebbe essere in vita. Rimaniamo un attimo sul vago soltanto perché, ovviamente in questo momento, anche perché noi veramente ci stiamo lavorando con tutto il gruppo delle due ragazze che vi ho detto prima, Irene
che probabilmente ci seguono, no? Pamela, che ci seguono da prima addirittura che ci contattasse i fratelli, ma in realtà più andiamo avanti, più troviamo queste incongruenze che dobbiamo, alla fine arriveremo al punto di sapere, però un conto è lavorare tra di noi come gruppo di lavoro, come centro studi neurografici, conto che è quello che gestiamo, un conto è chiedere un'apertura. Al momento che noi chiediamo un'apertura che depositeremo a giorni, noi tra virgolette diventiamo spettatori. La procura che se deciderà di riaprirlo dovrà fare indagini, non certo noi. Certo. E invece riguardo alle altre vittime, cosa ci puoi dire? Cosa si sa? Cosa c'è nel fascicolo sulle altre vittime? Allora, noi abbiamo tutti i dati, tecnicamente abbiamo, anche se in modo molto, come potrei dire, sempre elencato in maniera particolare, no? Come se fosse una tesi, un elenco di atti, come se non fosse una attività diciamo investigativa, ma in realtà noi, quindi ci sono un po' tutti i dati, abbiamo scoperto, non è che scopriamo nulla di particolare a parte quello che ho detto prima, che comunque noi ci troviamo in un contesto storico molto particolare, perché queste ragazze spesso si conoscevano tra loro, ma noi stiamo parlando, se vogliamo, di una piccola provincia. All'epoca faceva da 155 a 160 mila abitanti, molto stretta. Se noi poi andiamo a vedere una particolare tipologia, quella legata alla microcriminalità / prostituzione / tossicodipendenza, il numero reale delle persone, non sto parlando dei utilizzatori, sto parlando di chi spaccia, di chi si prostituisce, non del cliente, perché il cliente è sicuramente più numeroso nell'ambito della provincia, ma il numero degli utilizzatori, di chi si rifornisce allo spacciatore o chi va allora con la prostituta è molto alto, ma il numero di questi era molto piccolo. Tra l'altro si sa benissimo che c'erano diversi legami tra le varie vittime che si conoscevano, perché avevano una serie di spacciatori che più o meno, no, sono conosciuti. Per esempio Marchetti, Santa Chiara, Zuccarini, Palermo e Abate, quindi 5 delle vittime, si rifornivano dallo stesso. Sì, più o meno erano gestite o quantomeno conoscevano Amorelli, Testa e Poli, che erano 3 individui molto particolari della zona, che lo spacciavano o comunque conoscevano bene. Sarò un po' vago su questo punto. Ovviamente non è che gli spacciatori necessariamente poi dopo uccidono, infatti io penso che, non lo so tu, però io penso che quello che ha ucciso o quelli che hanno ucciso probabilmente sono altre persone, perché in effetti una serialità c'è, perlomeno nella ricerca delle vittime. Intanto rispondo a te sulla giustissima considerazione. Noi dobbiamo pensare che è quasi impossibile che uno spacciatore, in un clima dove non era particolarmente violenta Modena in quell'epoca, non è che stiamo parlando di una borgana malfamata dove c'è anche un ragazzo incrociato. Le ragazze si prostituivano per la dose, avevano magari un pseudo amico semiprotettore, ma non c'era un racket gigante di ragazze, erano tutte all'epoca italiane, quindi non c'era una mafia particolare esogena che poteva più o meno comandare, cioè è un dato da tenere ben presente. Per esempio c'è uno di loro, no? Proprio per rispondere a quanto ha detto Poli, che fa una dichiarazione a un'altra prostituta che poi sopravvive, che la Palermo stesso doveva dargli dei soldi, ma che lei gliel'avrebbe abbonati, ma anche perché comunque
i tossicodipendenti erano Poca poi, tra roba, l'altro, sì, sì. sì, e comunque Basso erano clienti, tra cabotaggio, virgolette, diciamo. clienti buoni, no? Nel senso, magari andavano sotto di una Sì, certa sì, sì, quantità di denaro, ma poi prima o sì. poi saldavano, portavano avanti. Quindi Senti Armando, la facciamo stessa... una pausa di un minuto, facciamo una pausa di un minuto e poi ricominciamo, riprendiamo. Rimango in linea. Ok, grazie. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il cinema è di nuovo in festa. Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Quest'isola era il laboratorio di ricerca del Jurassic Park originale. Siamo venuti in un posto che non è per noi. Che diavolo sono quelli? Spinosauri. Difendono il territorio, ti seguono, cacciano. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey. I peggiori dei peggiori li hanno lasciati qui. Jurassic World, la rinascita, dal 2 luglio al cinema. La trama Fenice, il progetto più importante della mia vita. Dal regista visionario Wes Anderson. Zsa Corda, magnate degli armamenti e dell'aviazione. Benicio del Toro. Ti ho nominata unica erede del mio patrimonio. Perché? Se liquidano me, tu liquidi loro. La trama Fenice, al cinema. Una stella cadente! È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Il cinema è di nuovo in festa. Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Eccoci tornati, stiamo parlando insieme ad Armando Palmegiani, criminologo e criminalista che si sta occupando proprio della riapertura di questo incredibile caso dell'omicidio di Anna Maria Palermo 1984 a Modena, attribuito al cosiddetto mostro di Modena insieme ad altri almeno 8 omicidi simili di giovani donne. Armando, quali speranze veramente ci sono? Cioè, adesso oggi, insomma, si parla di riaprire tanti casi. Ecco, questi casi comunque rimasti freddi, rimasti insoluti del passato, però, insomma, delle volte capita che si riaprano, davvero. Quante speranze ci sono di arrivare, insomma, a dare un nome all'assassino o agli assassini di Anna Maria Palermo? Allora, diciamo che è molto legato al
al fatto che i reperti siano rimasti in procura, alla conservazione dei reperti. Perché, come giustamente ha detto, moltissime volte si chiede di riaprire casi, però spesso questi casi, noi facciamo un esempio, via Poma, le analisi tecniche vennero fatte più di 10 anni fa. Dietro dei risultati ci fu un processo, la soluzione, eccetera. Qui, cioè, via Poma possiamo pure riprovare ad aprirlo, c'è la procura, il GIP ha rigettato l'archiviazione, però nuovi elementi attualmente non ce ne sono. Il GIP ha chiesto dei chiarimenti, faranno delle nuove audizioni, però pochi, non c'è un discorso tecnico, non ci sarà un elemento nuovo, era già stato trovato e allora la Corte non l'ha ritenuto attendibile. Qui invece ci troviamo davanti a un caso differente, dove se trovassimo i reperti di allora, in particolare l'estratto, le 2 siringhe che vennero repertate, viene ritrovato un cucchiaino, però in particolare io personalmente sono molto fiducioso sul sasso, il discorso sarebbe totalmente differente. Si potrebbe arrivare addirittura a un indagato. Poi, dall'avere un indagato ad avere un processo è un passo ancora molto grande, no? Perché poi, però una volta che abbiamo un indagato o quantomeno un elemento dove lavorare, è ovvio che poi verranno risentite tutte quelle persone, verranno richiuse quelle falle che hanno caratterizzato, a nostro avviso, ovviamente leggendo gli atti in nostro possesso, l'indagine precedente. Ecco, vediamo un attimo come potrà procedere questo punto. Sì, infatti volevo ricordare per esempio a questo proposito un caso di cui ci siamo occupati recentemente, Manuela Murgia, no? Che proprio, anzi forse la scorsa settimana abbiamo fatto Manuela Murgia, e proprio grazie insomma al ritrovamento dei vestiti che si pensavano dimenticati, si pensavano spariti, eccetera, e potrebbe davvero dare una risposta, cosa che non lo so. Non sempre è facile, pensiamo a Lidia Macchi, purtroppo il reperto con il vetrino e lo sperma dell'assassino furono distrutti. Ci sono speranze insomma che qui non siano stati distrutti, anche perché poi si potrebbe trattare di un potenziale serial molto importante, magari se lui è morto. Ecco, perché che idea ti sei fatto del fatto che non ha più operato, cioè che ha smesso? Allora, A un certo punto. Dobbiamo fare però un passo indietro, perché dobbiamo cercare di capire in realtà se ci troviamo di fronte a un serial killer, perché l'ipotesi del serial killer venne ipotizzata da un grande giornalista di Modena che è Salinaro, che vedendo questa serie fu il primo a dire: ma non è che ci troviamo davanti a un serial killer, gli elementi ci potevano essere, il target delle vittime era lo stesso. È vero che le armi non sono sempre in modalità, quindi omicidiali non sono le stesse. Vabbè, Donato Bilancia aveva anche un target diverso, però. No, sono perfettamente d'accordo, nel senso, però da lì a parlare di serial killer ci vuole un attimo un po' di attenzione. Immaginiamo una cosa importante che magari non tutti sanno per chi ha letto. Quasi alla fine di questa serie, più o meno legata a un solo individuo, lascio ancora un po' la parte dubitativa, venne affidata a De Fazio, il medico legale molto eccezionale di Modena, il compito di fare una relazione, un'analisi dei casi a livello criminologico. Ora, De Fazio era, oltre al medico legale, anche criminologo. Tra l'altro fu quello che su disposizione della procura fece il sopralluogo il 9 settembre 85 sul delitto di Scopeti, l'ultimo della linea del E allora, 9 settembre 85, quindi poco prima della serie, no, se vogliamo, nell'85 la disposizione della procura di Firenze e di Prato, che ovviamente colloquiavano tra di loro vista l'estensione del mostro di Firenze, che era proprio in quella zona, era che nessuno doveva toccare il corpo e la scena finché non arrivasse De Fazio con l'elicottero.
perché ormai si era capito che se non si agiva bene sulla scena del crimine non si sarebbe compiuto, non si sarebbe arrivati a nulla. E poi anche lì magari un giorno si andrà, parleremo dell'omicidio di Scopeti con tutte le sue particolarità. Sì. E De Fazio, quando si trova a fare questa analisi conclusiva, fa un'analisi che ben poco, tra virgolette, al del medico legale, ma sicuramente molto più a livello criminologico, perché quello che dico sempre è che una cosa che secondo me è molto interessante, almeno la giudico tale, l'avvento del DNA dal 92, 93, 94, perché non do una data precisa? Perché più andiamo avanti più la qualità migliorava, Sì, no? certo. Cioè, nel 93-94 si provava a fare l'estrazione del DNA dal bulbo dei capelli, però non era sempre possibile che si arrivasse ad estrarlo, la quantità di sangue doveva essere di più, poi piano piano le tecniche aumentano, reagenti, la PCR, tantissime cose. Ma l'avvento del DNA bene ha creato una cosa dove non tutti pensano, che il corpo, attualmente, il corpo della vittima è una scena del crimine. Cioè, Certo. il corpo della vittima, io posso trovare non solo la formazione, diciamo, la fibra forse lasciata o le sferette di Yara Gambirasio, per fare un esempio, ma posso trovare il DNA in alcuni punti, ma Melania Rea, di quanti ne vogliamo parlare? Quindi diventa sempre più fondamentale il sopralluogo, la preservazione del corpo, la Paganelli. Cioè, quanti ne Vabbè, vogliamo visto che veramente ci tanti? troviamo, allora 5 minuti li dedichiamo un attimo a Garlasco, visto che poi ne faremo un'altra puntata. Poi gli ultimi 15 minuti vorrei parlare di un fatto di oggi e vorrei che lo commentassi con noi. Anche lì c'è una cosa carina sulla scena del crimine, un po' particolare, cioè Impagnatiello. Ma su Garlasco appunto, abbiamo fatto insieme anche una disamina della scena del crimine e ci hai spiegato, ecco, che cosa lì davvero non è stato fatto correttamente nella preservazione e cosa che ha fatto perdere per sempre delle informazioni. Allora, io cercherò di essere breve perché quando parliamo di Garlasco diventa... Sì, no, poi facciamo una puntata ad hoc, però sto aspettando insomma di avere un po' elementi più interessanti dagli investigatori. Io non vado tanto sulle ipotesi così fantasiose. No, assolutamente. Andando proprio sui dati, io vorrei smentire una cosa che sarà impopolare. Si è parlato molto delle dita sul pigiama di Chiara Poggi. Le 4 dita di sangue che si vedono subito. Allora, premesso che andavano preservate. Certo, al 99% periodico non avrebbero dato nessun risultato. Perché le impronte non erano su un tessuto del genere, nessuno poteva rilevarle, nemmeno per apposizione, era impossibile. Inoltre, dato che era un tessuto morbido, al 99,9% non si sarebbe trovate cellule di sfaldamento dell'autore. Questo ci tengo a dirlo, perché alcune volte gli errori ci sono. Poi da lì avrebbero cambiato la situazione, no? Cioè, potrei fare molti esempi su questo punto. Diciamo che non è quello che avrebbe cambiato. Non avrebbe cambiato l'ago da bilancia. Il caso di Garlasco viene molto spesso annoverato per il fatto che vengono fatti moltissimi errori, ma il punto fondamentale è che se Stasi, uno degli elementi accusatori Stasi, che pure ieri ho parlato con una persona che sta dentro alle indagini stesse. Sì, si può dire. Ieri stavo con Luciano Garofano perché eravamo consulenti opposti su un caso, ne parlavamo e Luciano parla di prova granitica, la mancanza di sangue sotto le scarpe di Stasi come prova granitica per la sua colpevolezza, ma se la presenza o la mancanza di sangue sotto le scarpe è così fondamentale, è ovvio che la scena del crimine deve essere iperchiusa. Cioè, quando Marchetto, il maresciallo, mi dice che quando arriva alle 4 del pomeriggio dentro quella casa si trovava parole sessuali come al mercato, cioè, parliamoci chiaro, io la prova più grande è perché il DNA non viene trovato sotto il carta di esempio. In quel momento un mercato, i due
carabinieri che alle 12:40 arrivano, 12:40 o 13, arrivano nella casa dopo che lui l'ha chiamati, gli vengono prese le scarpe dei carabinieri, ma non troviamo sangue nemmeno sotto le loro, cioè dobbiamo capire un pochino, diciamo, l'errore più grande Beh, è la senti, presenza di altre persone, ecco. e anche, Prego. secondo me, forse non aver proprio analizzato tutto, perché nella relazione dei RIS leggiamo, poi ne parleremo diffusamente, leggiamo che tante cose non sono state proprio analizzate, anche se repertate. Ad esempio la cavigliera, se si dice che l'assassino l'ha presa trascinata dai piedi e poi non analizzi la cavigliera o il bracciale, boh, vabbè. Comunque parleremo di Carrasco. Ne parliamo Senti, un'altra proprio... volta. Ecco, adesso vi faccio sentire un attimo, sapete la notizia di oggi, ci tengo proprio a dedicare questo quarto d'ora a questa notizia, poi magari ne riparleremo perché anche qui ci sono insomma degli strascichi. Oggi c'è stata la sentenza d'appello, cioè il processo e la sentenza d'appello per l'omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Tiago avvenuto il 27 maggio 2023, condannato all'ergastolo in primo grado Alessandro Impagnatiello, ricondannato in secondo grado, ma la Corte non ha contestato l'aggravante della premeditazione. In questo caso i carabinieri cristallizzarono come prova della premeditazione, oltre alle ricerche sul bromadiolone, cioè sul veleno per topi, anche il fatto che lui avesse di fatto preparato la scena del crimine, diciamo, spostato il tappeto, messo un divano, qualcosa sul divano per coprire il divano e non far vedere le tracce di sangue. La difesa dice questa è un'elucubrazione cinematografica perché non c'è nessuna prova di questo, insomma alla fine non gli hanno contestato la premeditazione. Sentiamo un attimo la sentenza e vediamo anche perché c'è il video. Ce la facciamo? Scusatemi, purtroppo non parte. Forse bisogna scaricarla in altro modo. Datemi qualche secondo, grazie. Vabbè, sì. No, perché proprio con Armando volevo proprio puntualizzare su questo fatto qui, non so se... Perché praticamente loro quando arrivano sul posto e fanno il luminol scoprono che sotto il tappeto c'è il punto dove poi lui l'ha di fatto presa con un agguato. Laura, di fatto, scusami no? se ti interrompo, quando vuoi Sì. è possibile Ok, facciamo sentire. sentire un attimo la sentenza e poi insomma hai capito Armando cosa voglio. Sì, certo. Sì. Non si sente. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, visti gli articoli 605 e seguenti del Codice Penale, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Milano, in data 15/11/2024, nei confronti di Impagnatiello Alessandro, appellata dalla difesa nell'interesse dell'imputato. Esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 567 del comma 93 del codice penale della premeditazione, già inesistente, ritenute ed integrate e provate le circostanze aggravanti di cui all'articolo 567 del comma nonché il comma numero 4 in relazione all'articolo 61 del 4 del codice penale della comunità e dei rapporti di convivenza, conferma l'illuminata sentenza del trattamento sanzionatorio della pena originale dell'ergastolo, delle pene accessorie conseguenti comunque nell'resto di questa stabilizione. Condanna imputata Impagnatiello Alessandro alla funzione della rappresentanza di difesa a favore dell'istituto partecipativo, che si liquidano nell'euro del 2009 per spese generali di partecipati. Indica la norma dell'articolo 344 il
Il termine ultimo per il deposito della comunicazione è il giorno 15 novembre 2025. Sospende per gravità durata il termine di competenza costituzionale e riserva a segnalare la ordinanza decisioni nella norma dell'articolo 29 bis codice di procedura penale afferente alla domanda dell'imputato con questione al programma di giustizia operativa. Udienza in bocca. Ecco qui, avete visto, insomma, avete sentito, quindi viene riformata la sentenza di primo grado non contestando l'aggravante della premeditazione, mantiene ovviamente l'aggravante della crudeltà, dei futili motivi, del fatto che era convivente, ma non la premeditazione. Proprio per questo diciamo che, non lo so, tu cosa ne pensi, Armando, di questa io decisione? non voglio entrare nel merito proprio della scelta della Corte, perché è proprio sottile proprio al massimo, perché ritengo che la Corte, e poi leggeremo anche le motivazioni della condanna di Pagnatello, ma la Corte, a mio avviso, ha pensato, personalmente sbagliando, però non sono nessuno per dire che una Corte d'assise sbaglia obiettivamente, ma sbagliando pensando, ritenendo che ci troviamo davanti a una preordinazione del delitto invece di una premeditazione. Cioè la preordinazione del delitto è quando compio dei piccoli gesti, azioni in prossimità del delitto, e là potrebbe essere il tappeto per intenderci, ma lo faccio poco prima del delitto, senza che sia passato un bel e considerevole lasso di tempo, e quindi non c'è una persistenza per lungo tempo del mio intento omicidiario. Cioè io non dico però allora perché io sto dicendo quello che ha ritenuto la Corte, sia ben chiaro. Sì, quello che può aver ritenuto. Infatti è interessante questo, perché proprio si gioca su quel fatto del tappeto e della copertura del divano, perché in realtà lui già alle 3 cerca ceramica, vasca bruciata, significa che già alle 3 pensa di poter incenerirla nella vasca alle 3 del pomeriggio, quindi questa è premeditazione, non è preordinazione, per non parlare del fatto che la avvelenava da mesi. Esatto, che hanno scorporato quella parte, hanno scorporato il fatto che un conto è la ricerca, un conto poi l'azione, e secondo la Corte hanno ritenuto che non ci sia stata una persistenza dell'intento omicidiario. Allora qua ci troviamo su un momento, su un particolare molto, molto difficile, veramente difficile anche per me parlarne. Vi do un esempio. Se io faccio una ricerca su internet su come far sparire il corpo e poi uccido, e il tutto lo faccio in 10 minuti, posso capire che magari non c'è una premeditazione, ma una tra virgolette una preordinazione, no? Sono quasi per fare qualcosa e cerco. E se invece è mezz'ora e 10 minuti, siamo ancora sulla preordinazione, e c'è 40 minuti, quando è il limite? Non c'è un limite temporale, non c'è una sentenza da Cassazione che dice al di sopra di 2 ore e 10 minuti ci troviamo davanti a una premeditazione. A quel punto, non potendo esserci per la gravità, per la significatività degli elementi, qualcosa di categorico che possiamo addirittura regolamentare con una tabella, va a discrezione dei giudici. Quando entriamo in una discrezione del giudice, che comunque dà un aggravante, ricordiamoci sempre, della crudeltà, ricordiamoci che l'aggravante della crudeltà spesso non l'abbiamo trovata come su Melania Rea. Spesso l'aggravante della crudeltà ci siamo meravigliati di non trovata, in questo caso l'abbiamo trovata, no? Ma non perché il giudice i giudici, perché è una corte d'assise, hanno fatto un regalo ai familiari, perché hanno ritenuto che fosse giusto in quel momento la crudeltà, e non troviamo la preordinazione.
Io credo che sì, rimaniamo un po' esterrefatti, no? Un po' colpiti da questo fatto, ma è una considerazione che molto difficile da dare. Ovviamente una legislazione così, che io tra l'altro ammiro molto, nel senso che credo molto che le leggi da questo punto di vista siano corrette, poi l'applicazione possiamo parlare. Ok? Sì. Infatti i genitori di Giulia sono scoppiati in un pianto inconsolabile e la sorella ha scritto sui social che questa non è giustizia, che è una vergogna, stigmatizzando anche il fatto che la lettura della sentenza, come avete visto nel video, è avvenuta con Alessandro Impagnatiello, come anche in primo grado, fuori dalla gabbia, perché questo succede, insomma, perché questo prevede il nostro codice molto garantista. Molto garantista. Io credo che comunque niente potrà risarcire questi genitori. Lui dice che adesso Laura, ha scusami chiesto se ti di... interrompo, c'è una Sì. chiamata. Ah, sì, pronto? Un flash brevissimo, buon lavoro e buon pomeriggio a voi. Sono Mimmo e chiamo da Napoli, brevissima, un flash proprio. Ma siamo così abituati, sia nel civile che nel penale, che le cause possano durare 8, 10, 20 anni a scapito della verità molto spesso, nel senso che l'assuefazione a questi lunghissimi periodi porta molto spesso a delle decisioni sbagliate e mo manca il cancelliere. Poi siamo in un paese in cui la prescrizione è assoluzione. Io sto allibendo in questi anni, vi ascolto con attenzione e grazie. Grazie. Ha ragione. Vabbè, in questo caso diciamo il processo è stato abbastanza veloce, nel senso che il 25 novembre si è avuta la sentenza di primo grado, già ora il 25 giugno abbiamo il secondo grado. Diciamo che ci sono dei casi dove i processi sono abbastanza veloci. Ovvio che se lui si riferiva ad altre vicende che vanno avanti da decenni, quello è anche perché magari non si è trovato mai un colpevole, oppure si è trovato un colpevole che poi si è scoperto che era innocente e allora bisogna rifare tutto. Però sul civile ha ragione, c'è una lungaggine allucinante. Civile è molto differente. È un'altra Il penale, storia. poi c'è penale e penale. Il penale è legato a fatti di cronaca veramente particolari, come può essere la violenza sessuale rispetto all'omicidio. Diciamo che siamo abbastanza veloci. Relativamente veloci, sì. Almeno così mi ricordo. Relativamente veloci, soprattutto ora, poi insomma, poi c'è anche tribunale, insomma. Comunque, giustizia non sappiamo se è stata fatta, ci sarà sicuramente la possibilità di un ricorso in Cassazione. La difesa già ha detto che vuole ricorrere in Cassazione per le attenuanti addirittura. Perché Alessandro Impagnatiello peraltro sembrerebbe pentito e ha chiesto di accedere alla giustizia riparativa, ma questa è un'altra storia. Ringraziamo ancora Armando Palmegiani e tutto il suo team e quindi vogliamo novità quando ci saranno, ci risentiamo sul mostro di Modena, ma anche poi su Garlasco dobbiamo rifare assolutamente una puntata. Prima della chiusura della pausa estiva facciamo una bella puntatona, parliamo un po' di nuovo delle macchie di sangue, di quello che stanno facendo adesso i carabinieri con le nuove tecniche. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo. Grazie. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.